arrivas. Ajá. Quando di bene verdi. Dici verde. Guarda, fermo, deve sparare, mi cerbo. No, Buongiorno Italia, buongiorno Casso. Vuoi un altro elastico? No, bisogna che comunque ha fatto di È vero che avevo pensato, ma adesso è una roba. Era piccoli dettagli. Pago qua per Lo fai te? È sfruttamento di minori. Che la fai? Che la fai? Falla passare? Non ci arrivo. Non ci arrivi, dai che ti lanciamo! Bravissimo! Posto? No, devi farlo passare dietro a quell'altro. Dietro a quell'altro. Ah, dietro a parte di qua, Chicco. A parte di qua devi passarlo. Dietro quel ferretto lì, passalo dietro. Ecco, esattamente. Sì, bravo. Ok, bravissimo, passalo di là. Bravissimo! Sfruttamento di minori. Ok, un grande. Adesso rubo anche questo. Qui c'è l'altro di bello, Dobbiamo fare lì. Mi dispiace tanto, causa disabilità non solo di voce, manca a schiena adesso. A schiena non. Devo tirarle fuori tutte. Perché io praticamente prima faccio il ventenne, poi le pago. E dopo le paga, sì. Non ha più l'età, Sono andato via in skateboard, ho fatto il Mona e dopo le sto pagando tutte. Quindi non ho fatto i saluti alla gente e tutto quanto, e tanti che sono andati via, sono passati a salutarci e loro ho detto aspetta che sappiamo la macchinetta. Sappiamo dentro subito. Salutiamo anche il mister. Simone, sei a Vicenza? No, sei confini Sei confini di Vicenza. Sei confini di Vicenza. Colli Ugani, sono ancora sotto la provincia di Padova comunque. Tanti da Vicenza ancora, sì. Abbiamo vabbè, anche dai. da Svizzera che non ho fatto il video, sei arrivati dappertutto. Ma ora non te che hai fatto video di niente un po'. No, ho fatto i video della serata che si ora dopo i guardiamo dopo con calma. Fra un mese circa come Sì, coi tempi che Gaiuri che siamo dai più o meno. E vediamo anche il transit di Simone, però siccome Singa non ho voce, spiega tutto Simone. Ma adesso che c'è un po' un terremoto qua dentro, che c'è un po' il terremoto. Cioè, e ora intanto ammirare subito l'apertura della porta con sbam, come che dice Yuri, Topolino e Pluto. Topolino e Pluto. Ah, lui che ha iniziato intanto che ha buttato il lettino. Ha fatto le tendine, la moglie ha fatto le tendine, messo il linoleo per terra un po' così alla cazzo. Bagno, WC, tanica dell'acqua che serve sempre, e sotto, adesso qua si fatica a fare vedere, però sotto che c'è un baule che si apre dove che c'è il vano de carico. Parte guida, qua abbiamo messo il webasto, quello cinesao che funziona da Dio, eccolo qua, messo a 90 gradi e sì, 90 è gradi tutto, sì, no, nel senso sessuale. No, nel senso sessuale, porca miseria, e è tutto da sistemare ancora, quindi un poco a volta vedremo di risolvere tutti quanti i sistemi qua, insomma, che sa fare tendine de drio, che sa fare un po' di roba. Con questo sito parcheggi ovunque. Non hai problemi, 5 metri per 2 di altezza, quindi non hai sottopassi non hai problemi, parcheggi anche di centri commerciali e quant'altro, problemi non ce ne sono. Tutto a posto. Bene, molto semplice e via. Fabio, qual è il problema? Vieni qua che le massa casino, andiamo dietro, via. Che problema c'è Fabio a questo raduno? Cos'è che non ti piace? Chiudi? Va bene da bere. È finito. Mi sembra strano che con tutti i camper che abbiamo qua, guarda. Fammi una panoramica fuori. Sì, aspetta. Sto mangiando. Si parla con la bocca vuota, maleducato. Quanti? Guarda, non c'è niente, non si vede niente. Aspetta, perché sono dietro, là, vedi.
Cioè, ma guarda te, abbiamo Zingaro che è moribondo, sta aspettando il prete, penso in camper per l'estrema unzione. E noi come sempre accendiamo la videocamera, la fotocamera qua. Abbiamo fatto un conclave per accenderla. E basta. Aspetta che proviamo a fare una roba del genere. Oh, questo manico cosa serve? Venite qua. Adesso non farsi domande qua in mezzo a tutti. Forse perché... Oh Fabio! No, tutti i bambini. Più. Ma sì, non vi restringete. Dai, avanti. Lui è quello che deve spegnere la tele. Ma lui è quello che accende e spegne, quindi fidanzato, colpa sua se è accesa. On off è lui. Siamo on off. Lui è il signor Antonello on off, ragazzi, Antonello on off, lui, eccolo, mi si mette nell'occhio, guarda che impara. Loro due si lamentano che manca la bibita, stanno morendo disidratati. Esattamente, c'è il tu particolarmente preoccupato perché ha la figlia teenager con... Oh, c'è Moroso. Aspetta, sta in tuffo. No, guarda il cane da guardia. Vai a cane. Fare sempre. Vieni qua, Giacomo! Vai sotto con i dispetti, vai. Molto zingaro, eh? No, guarda Nicola. Guarda Nicola. Grande Nicola. Giacomo! Stai lontano dalla videocamera, stai dietro. Grande Nicola. Le dovresti tenere piegate così che molle, controlli. no, perdo di più l'equilibrio con le gambe molle. Allarga le braccia. Aspetta, c'ho. Guarda l'albero. No, ma io sto meglio con i guardare piedi divaricati, ragazzi. E ti sembra, però in realtà c'è meno superficie. Anche te vuoi farla? Oh, non ho pranzato io, ragazzi, non ridete tanto. Cosa è successo? No, ma Oh, non vedevo l'ora. se allontanatevi che mi cade una mano. Anche loro vanno tutti che ne via. Noi dobbiamo arrivare giù. No, aspetta, e questi vengono dalla Puglia? Poi vengono dalla Svizzera, dalla Puglia, dalla Toscana, dappertutto. Cazzo, 1040 km adesso. No, questo lo aspettavo sto momento, lo aspettavo. No, mollalo, dai! Un attimo, no. E ora buoni tutti. Fino in fondo, Bravo, cavolo. Oh, sei un grande, ho 45 anni, c'hai. Senti Bastardo che sono. Tieni le gambe piegate, controlli la linea. Più ce ne tese, più la linea ti scorda via. Non pensare a loro, perché se no te deconcentra. L'altro braccio alto. E allora adesso sei andato giù perché pensi solo a camminare. Col piede che va avanti, te devi tenere il peso sul piede dietro, perché è quello che ti tiene sulla linea. Con l'altro vai a cercare la linea. Una volta che ce l'hai, ok, la senti e porti il peso lì. Anche te sei rompicazzo, Ale, respira. L'importante è che non c'è fretta di finirla la linea. Pensa che c'è la gnagna giù lì. Eh no, lì dopo corre. Oh, Michele, c'è tua figlia col moroso. Porca troia! Devo far presto, se no me la ciulo. Figa ti trovavo, la figlia. Guarda che bravo, guarda che bravo. Vedi. Grande Michele. Oh Michele! Oh, per averci 50 anni, porca miseria, ce li porta bene. Più 2. Oh, sono stato bravo allora. Ne 25 allora. Esatto. Ale, ok. Prendi che ce l'hai. Sai che siamo, È precisissimo, guarda. Quando senti che quelle rare volte che ti parte la linea destra e sinistra, piega le ginocchia e bam, e lei si blocca. Batteria scarica. Per me c'ha
Una batteria di merda. Lui è partito col botto, ma di tutti quanti è quello che l'ha fatta ballare di meno, la sente meglio, Oh Nicola, è lunedì devi venire a casa mia per fare l'impianto, Ma te perché ancora non l'hai fatto. Ah, ok. Io già so che tu la farai in maniera perfetta. Ale? Bravo Ezio! Ma Iuri, provi che ti? No, come di schiena. Che stronzo che ti. Vai Michele! No! Vai Michele! E tu? Vai, Michele. E tu? Sono la birra. Anch'io! Molla! Grande Nicola! La birra che tiene lì, Hai del potenziale. Italia sta continuando ad arrivare un disastro di gente, però io ho l'influenza, mi vengono a trovare dentro in camper, però questo raduno è stato epico, veramente, non ho contato quanti eravamo, ma eravamo veramente tanti, molti di più di quelli che si vedono nelle foto fatte col drone eccetera, perché poi tantissimi se ne sono andati e tantissimi sono arrivati, cioè c'è stato uno scambio continuo, no? Quindi veramente è stato un raduno epico, e il venerdì sera ovviamente sì, quella è stata la serata più bella. Oh, vai verso i ritornati quelli del Pandusso, mi manca un raduno e stanotte dormono anche qua. Certo, magari oggi no perché sono ancora preso con le bombe, domani andiamo a vedere il mega, la pandussata. Che non è più pandussata però. Che è diventata fuoristrada camperizzata. Cosa avete fatto? Ah, sulla Jeep? Lui Paiero, io Land Rover. Siete matti, questi qua siete matti, comunque domani vedremo in novità.